Va ora in onda Spazio Più. Buongiorno e buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà e dello Spazio Più, quello del venerdì, in collaborazione col SINAPPE, il Sindacato Nazionale Autonomo della Polizia Penitenziaria. Ho qua accanto a me, dopo tanto tempo, è ritornato in presenza il mitico Antonio Fellone, il segretario generale aggiunto del SINAPPE. Buongiorno a tutti. Nonché capo dipartimento della giustizia e delle carceri della Lega, nonché assistente del sottosegretario della giustizia Andrea Ostellari. Ecco, mo gli lascio tutto il microfono a lui, perché visto che è venuto in presenza, vai Antonio, approfitta. Buongiorno a tutti, grazie sempre a Radio Libertà per lo spazio che dedica alla polizia penitenziaria e al SINAPPE e al mondo carcere in generale. Grazie a te Mimmo, grazie alla regia sempre ottima. E niente, oggi non sarà solo è ottima, è bellissima la regia. La nostra Natalia è bellissima. Vabbè, io mi devo soffermare sul Natale. Natalia, è vero, mannaggia. Quella è colpa delle mie tradizioni meridionali. No, è colpa magari della tua età, Mimmo, anche. Detto questo, oggi sarà una trasmissione come sempre frizzante, anche se mi è partito il cellulare, quelli da casa se ne sono accorti, fortunatamente l'abbiamo ripristinato. Niente, è stata una settimana bella tosta, come sempre, ci sono state delle novità, sono stato assolutamente, è brutto dirlo, no? Aggredito? No. Pressato? Sì, dai vari social, perché avevo dato in anteprima la notizia che i nuovi agenti del 186esimo e 187esimo corso avrebbero fatto una come possiamo dire, non mi viene bene il termine perché non voglio sbagliare, dillo in parole povere, ok, allora i ragazzi fino a poco tempo fa si partiva tutti insieme, quindi il corso era di 2002, 2004, 2006, 2008, 1000 e partivano tutti insieme. Invece da questo giro, siccome che sono tanti, sono circa 4.000 mettendo insieme il 186 e il 187, l'amministrazione ha voluto scaglionare le partenze con la prima al 12 di gennaio. Il corso durerà sempre e comunque 4 mesi per finire poi il tutto, diciamo, agli inizi del 2027. Io spero che questa cosa vada rivista, perché noi come SINAPPE l'abbiamo chiesto di rivalutarla sta cosa, perché effettivamente da qui a un anno che ha vinto un concorso e magari era già licenziato, resta poi magari senza lavoro. E poi noi abbiamo soprattutto un'esigenza negli istituti penitenziari, abbiamo bisogno di personale, quindi aspettare ancora un anno per l'immissione di nuove forze certamente non è una cosa positiva. Quindi chiedo a tutti questi ragazzi che mi stanno scrivendo, io apprezzo il fatto che si fidano di me, ad oggi è inutile che mi scrivete io ho preso tot quando parto e quando è l'aliquota, che punteggio ci vuole, partono prima i militari, partono prima i civili. Ad oggi ciò è sconosciuto. L'unica cosa che posso dirvi è che sicuramente ci sarà la graduatoria finale, in base alla graduatoria finale poi magari verranno fatti gli scaglioni. Ad oggi è così, potrebbe mutare? Potrebbe, io me lo auguro. Però sì, potrebbe cambiare, ma semplicemente per due esigenze. Una è l'esigenza degli istituti penitenziari che hanno bisogno di personale e due è l'esigenza di chi ha vinto un concorso e comunque non deve aspettare, secondo me, un anno prima di poi entrare in servizio. Quindi aspettiamo. Ad oggi è così e la notizia che ho dato è confermata perché, come avete potuto vedere, sta girando anche una nota del DAP in merito, quindi come sempre io, bello o brutto che sia, dico sempre notizie veritiere, possono piacere o meno, quindi bisogna aspettare, però ripeto, ad oggi è così, si parte scaglionati, 3 scaglioni con partenza il 12 gennaio, punto. Il tutto verrà fatto successivamente alle graduatorie, ma la graduatoria finale quanti hai detto che sono i primi a partire? Quanti sono? No, il totale sono di 3.002 più 6,53, quindi dovrebbero essere intorno ai 3.890 o 3.009. Ma e quello che parte il 12 gennaio in quanti sono? E va scaglionate, devi fare questa somma diviso 3, quindi ma adesso non ricordo, saranno circa 1 migliaio, 1.000 e qualcosa, ma non mi ricordo, quindi
Ma il problema non è, Mimmo, quanti sono che partono a gennaio, allora, il problema è quanti ne vanno in pensione anche prima. A parte questo, ripeto, bisogna attendere la graduatoria finale del concorso, perché senza la graduatoria finale nessuno può dire io parto oggi, tu domani e tu dopodomani. Quindi la graduatoria finale secondo me uscirà per metà dicembre, perché adesso è in fase conclusiva l'iter concorsuale rispetto alle visite mediche, poi ci saranno i rivedibili che credo saranno chiamati entro il 10 di dicembre. Una volta chiuso l'iter concorsuale dovrebbero pubblicare la graduatoria. Quindi con quella graduatoria si andranno a scegliere gli scaglioni, e non ho letto e non mi sembra, non ho sentito da nessuna parte che partano prima i militari, prima i civili, prima le donne, poi gli uomini, prima gli uomini e poi le donne. Ma hanno massacrato di domande, ma sono, ripeto, domande inutili. Ve lo consiglio, non scrivete, perché sono domande inutili, che ad oggi non c'è nulla se non quello che ho scritto io sui social. E ripeto, per quanto mi riguarda, da sindacalista, da appartenente alla polizia penitenziaria, da conoscitore di quello che è il mondo carcere, io spero che si torni indietro, o non dico di far partire tutti i 4.000 insieme, perché effettivamente la vedo un po' dura, considerato che le scuole sono quelle, e quindi tu 4.000 persone fai veramente una fatica abnorme. Al massimo suddividere i 4.000 in 2 corsi, quello sì, che magari per entro agosto tu hai a disposizione 4.000 unità da immettere in servizio, 2.000 entro maggio e gli altri 2.000 entro settembre massimo. Quindi hai delle unità disponibili, perché poi comunque bisogna considerare che sicuramente, credo, visto comunque quanto approvato, anche quando è previsto nella legge di bilancio, anche nel 2026 verranno dei concorsi in polizia penitenziaria, perché voglio ricordare che questo governo ha approvato un'assunzione straordinaria di 2.000 poliziotti suddivisa, parlo di straordinaria, suddivisa in 500, 1.000 e 500. Quindi il concorso deve uscire per forza, quindi anche nel 2026 uscirà molto probabilmente nei primi mesi del 2026. Non chiedetemi quando esce i numeri, che altro non posso dirvi, però come diciamo noi da tanto, i numeri si stanno iniziando a vedere. Però dobbiamo sempre ricordare una cosa, che comunque sono numeri che non possiamo dire che non possiamo trattarli come incremento, che purtroppo non c'è incremento, considerato che ci sono tantissimi pensionamenti, no? Quindi la situazione è ancora, tra virgolette, triste, ancora manca personale, semplicemente perché chi ha operato, e parlo di governo, negli anni precedenti, non ha pensato per nulla a quello che erano le problematiche presenti all'epoca negli istituti penitenziari, a quelle che erano le piante organiche della polizia penitenziaria. Anzi, con la famosa legge Madia il nostro organico è stato non dimezzato di più. Quindi è ovvio che chi è entrato nel 2022 ha trovato un disastro con numeri veramente raccapriccianti, e ha messo mano al portafoglio e alla voglia, e oggi si può dire che hanno assunto quasi 12.000 unità con queste 4.000 nel giro di 3 anni, e sono veramente tante, perché io ricordo i vecchi concorsi erano 300 più 100, 150 più 100, 200 più 100, oggi parliamo di concorsi di minimo 1.300, 1.400, 1.500 unità. Quindi è un qualcosa di positivo. Bisogna ancora fare tanto, perché ripeto, i pensionamenti sono stati tantissimo in questo anno e ce ne saranno tanti anche nel 2026. Quindi bisogna correre, però la volontà di questo governo io credo che l'abbia dimostrato, no? La polizia penitenziaria è molto attenzionata, e quelli che sono i problemi del mondo carcere sono fortunatamente questa volta conosciuti. Quindi aspettiamo, Mimmo, e vediamo. Perdonami Antonio, però qua con tutti questi numeri a me mi è andato in pappa il cervello. Allora, il governo Meloni ha assunto 12.000 agenti, ma di questi 4.000 di cui tu hai cominciato a parlare sono gli ultimi di questi 12.000 o sono i primi? No, sono gli ultimi. Cioè la stragrande maggioranza già sono in servizio, e questo gli va riconosciuto assolutamente. Anche tocca dire, come già abbiamo annunciato altre volte, spesso capita che tanti poi passano in altre forze di polizia o lasciano per altro, e
Questa è una cosa, come già ho detto in passato, che andrebbe rivista, perché l'amministrazione investe soldi, il governo investe denari e poi tu non hai a disposizione i numeri idonei per poi portare avanti il progetto. Ecco. Vogliamo dare il numero di telefono, i numeri per intervenire? Allora, chi vuole intervenire in diretta può chiamare allo 02 9294 7222, ripeto 02 9294 7222, e invece WhatsApp, che già stanno arrivando dei messaggi, 340 sì, ne ho visto uno prima 67 che era molto particolare come messaggio. 09659. Ripeto, WhatsApp 340 6709 659. Sì, ci sono, ci ascoltano in tanti. Ho visto un messaggio di questa è una collega che ci scrive da Pontremoli, quindi ricambio i saluti. A Pontremoli ci sono le donne, vero ancora? No, Pontremoli è giustizia minorile. Sì, donne, sì. Avevano le minorenni. Sì, diciamo che ci seguono in tantissimi istituti d'Italia, questo mi fa veramente piacere. Tanti colleghi anche su Roma spesso mi fermano, che chi per caso è capitato, perché per chi non lo sapesse noi andiamo anche in DAB, quindi spesso sta lì in DAB, si mette a cercare qualche cosa che gli può piacere, si sente la voce di Antonio Felloni, dice ma questo lo conosco, questo è Antonio, e per caso hanno scoperto la nostra trasmissione, ci seguono ogni venerdì. Perché da questa radio, da Radio Libertà, che una volta si chiamava RPL, prima ancora Radio Padania Libera, sono sempre state trasmissioni di verità. Quello che succede a te oggi, caro Antonio, è successo a me per circa 15 anni, tutti gli anni che mi sono occupato degli ambulanti, che non potevo girare per i mercati, che sia i clienti che gli operatori, ma tu sei una voce conosciuta. Ti tocca. Questo è uno strumento che che serve parecchio. Speriamo che questa trasmissione in cui tu hai dato questa notizia acceleri quello che è l'entrata in servizio di questi 4.000 nuovi agenti, perché noi abbiamo una persona che non potrà fare le festività natalizie, le ferie natalizie, perché appunto là dove lavora lui stanno inguaiati. Ma mi dice Natalia, la splendida regista, che abbiamo un ascoltatore. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Buonasera a tutti e due, Lisetta. Buonasera. Lisetta. Allora, oggi voglio parlare proprio delle carceri, da quello che ho letto io in biblioteca. Allora, i carcerati in Italia sono pari a circa 60.000. L'1 per 1000 della popolazione, direi. Ma quante sono le persone fuori dal carcere che delinquono? A leggere le cronache direi che sono molte, ma molte di più. Innanzitutto le violenze sulle donne, e non mi riferisco solo a femminicidi e stupri, che sono la punta orribile di una violenza secondo me molto più diffusa e ahimè molte volte neanche denunciata. Aggiungiamo i reati più comuni, cioè lo spaccio di droga, i borseggi, probabilmente in carcere una borseggiatrice su 100, truffe, rapine, furti in appartamento, violenze di piazza, tifosi ed estremisti vari, dove a farne la spesa purtroppo sono decine di poliziotti feriti. Tutto qua, io vi saluto tutti e due e buona giornata anche a voi. Grazie signora Lisetta, grazie. Effettivamente ha ragione, sì. Guardavo ieri una trasmissione televisiva, possiamo dirlo? Come no? Sì. Su Rete 4, adesso ricordami del Debbio. Non ricordo il titolo della trasmissione, mi ha fatto riflettere un dato che hanno dato, no? Che poi è un dato ufficiale, fonte credo Corriere della Sera, dove diceva che il 9% dei reati commessi sono commessi, no, più del 9, perché era il 34% di stranieri in Italia, e di questi il 9% commetteva reati e commette tuttora reati, che sono rapine, furti ed altro. Questo deve far riflettere, ma soprattutto violenze sessuali, perché veramente basta farsi un giro, soprattutto nelle varie stazioni. Io ahimè ne so qualcosa, perché nell'ambiente mi chiamano Freccia Rossa, perché giro in continuazione coi treni. Effettivamente dove arrivi c'è un qualcosa di allucinante. Le stazioni soprattutto ti ritrovi veramente il peggio, tra spaccio, prostituzione, gente abbandonata a se stessa. Effettivamente qui la sicurezza non c'è, e per chi ha figli poi una riflessione la deve fare, dice, ma se posso mai permettere a mio figlio di andare in giro, ma già alle 9 di sera
la situazione è grave. Quindi effettivamente ha assolutamente ragione la signora Risetto. Tornando a noi e al mondo carcere, voglio dire, va messo assolutamente, che bella che è, ragazzi, scusateci ma è intervenuta, no, è spettacolare, poi non vi posso dire il perché. Comunque, detto ciò, scusatemi, ma mi è venuto spontaneo perché ho avuto una visione di una bimba bellissima, senza dire chi è e chi non è. Va bene così? Ok. Tornando al discorso di prima, è ovvio che noi poliziotti penitenziari vogliamo che all'interno dei istituti penitenziari arrivano al più presto più poliziotti possibili, perché effettivamente in tanti istituti ci sono realmente problemi che i colleghi non possono farsi le ferie o altro, perché il numero è veramente ristretto. Abbiamo una chiamata in linea, quindi precedenza all'ascoltatore. Pronto? Pronto? Sì, Sì. Buongiorno, chiamo da Genova. Sì, buongiorno. Sono un vecchio nascosto. Quindi sono simpatizzante della Lega. Quindi sono contento della nuova legge sulla sicurezza, cioè che ora chi reagisce a un'aggressione non viene indagato. È fondamentale questo. Meno male. No, assolutamente. Sia per noi cittadini che per voi poliziotti. Assolutamente, ma è stata voluta fortemente dalla Lega e da Matteo Salvini. Niente, sarei favorevole alla reintroduzione della leva militare obbligatoria, cioè ossia obbligatorio che fa. Siamo in due. Non vuole farlo, però servirebbe. Siamo in due. Siamo in due. Grazie, buona giornata. Auguri. Intanto io mi sono girato sulla mia destra, aspettandomi Mimmo, no? Sapete, Mimmo è un vecchietto con la barba, mi giro invece mi ritrovo un Mimmo più giovane. Siamo in tre, ecco, degli impegni familiari mi avevano trattenuto, ma ora sono riuscito a correre. Benvenuto a Federico, che è tornato tra noi. Sì, il vostro sparacazzate, e poi tra l'altro c'è anche lo sciopero, quindi non ci siamo fatti mancare niente. E sì, al Signore diciamo che noi siamo favorevolissimi, tanto più che con il servizio militare obbligatorio anche il sistema carceri, la polizia penitenziaria ne beneficiava, perché dovete sapere che ci sono una marea di persone che hanno avuto l'onore di servire la patria, prima nel disciolto corpo degli agenti di custodia, in seguito nel corpo di polizia penitenziaria, e svolgevano la funzione della sicurezza esterna, che purtroppo è un tallone d'Achille, perché cosa si fa? Quando manca il personale, giustamente si copre prima l'interno e poi piano piano si va a uscire all'esterno del carcere. Il servizio militare obbligatorio invece con gli ausiliari permetteva di coprire agevolmente la sicurezza esterna delle carceri, e in un tempo di droni non ci sono solo i droni in Russia e in Ucraina, ci sono anche sulle nostre carceri, c'è una flotta di droni impressionante che sgancia armi sia a fuoco che bianche e sostanze stupefacenti di ogni tipo sui nostri istituti penitenziari, con immaginate le conseguenze in tutti, cioè non se ne salva uno. Persino qua in Lombardia c'è un istituto particolare che si chiama quello di Monza, dove insomma nella notte, con l'ausilio del silenzio, sganciano cose, e sono stati trovati telefoni, droga, le armi non ancora. A Frosinone un drone ha portato una pistola, qualche anno fa, e un detenuto ha usato la pistola per tentare di ammazzarne un altro. Non mi ricordo se l'ha ucciso o l'ha solo ferito in questo caso. No, solo ferito. Ecco, però vi lascio immaginare cosa può fare una persona con una pistola all'interno di un carcere, e rammento tutti gli ascoltatori a casa che all'interno delle carceri è vietato entrare con le armi. Quindi vi lascio immaginare cosa può scatenare una persona con una pistola. E quindi alla sì. Buonasera, chi è e dove chiama? Buonasera, sono Francesco, chiamo da Napoli. Buonasera Francesco. Ciao Francesco. Scusi, dottor Fedore, devo chiedere una cosa. Per il fatto del 180° corso, come vengono divisi i ragazzi? Ne abbiamo parlato per mezz'ora fino a un minuto fa. Notizie che abbiamo in nostro possesso, io l'ho scritto sui social l'altro giorno. Volevo sapere solo il primo scaglione, come viene considerato, in base alla graduatoria, in base al punteggio. Sì, le sto rispondendo. Una volta terminato l'iter concorsuale, che dovrebbe terminare entro la prima decada di dicembre, verrà istituita la graduatoria finale del corso, e in base alla graduatoria finale del corso poi
partiranno, da notizie che ho io in possesso, ma magari posso sbagliare, però dovrebbe essere così, ci sarà una graduatoria unica e poi da lì inizieranno a partire i ragazzi meglio messi in graduatoria, man mano, ma partiranno tutti, quindi così, in base alla graduatoria finale del corso. Sì, va bene? Verrà messa in pubblico? Io ho detto l'iter concorsuale dovrebbe terminare entro la prima decade di dicembre, quindi subito dopo. Ad oggi la data non c'è, però sicuramente dopo il 10 dicembre. Molto probabilmente dopo il 10 dicembre. Va bene? Ok. Molto spesso era tradizione dell'amministrazione penitenziaria dopo Natale. Dopo Santo Stefano si veniva richiamati nelle scuole. A me è successo così, mi ricordo se fosse ieri. Fino all'ultimo corso è successo che il 27 dicembre di ogni 27 anno venivano registrati, rimandati a casa e poi partivano subito dopo l'Epifania. Quindi in teoria si è sempre fatto così. Quindi io credo molto probabilmente uscirà dopo il 10 di dicembre, quella settimana lì dovrebbe uscire. Allora, ok, Fede, mi chiedono in tanti, che io leggo anche i social, vedi, ci stanno scrivendo una marea di persone, e meno male. Volevo... però posso fare... Ragazzi, piano con l'ansia. Non usate gli psicofarmaci, ma state tranquilli. Maledirete questo giorno, tranquilli. La galera è là e non si sposta. Vi aspetta. Poi quando c'entrate non dite no, ma io non pensavo che era così, non volevo. Certamente non è Rotary. Ecco, non troverete la crema della società, però preparatevi mentalmente, quindi frenate e state tranquilli. Però posso dirti una cosa, Fede, a me fa piacere che tutti sti ragazzi hanno voglia di entrare, cavolo, perché quando sento qualcuno, i soliti lamentosi, non c'è più voglia di venire in polizia penitenziaria, i giovani non vogliono entrare, cavolo, io ho migliaia e migliaia di messaggi sui social che tutti i ragazzi pronti a partire che hanno voglia di partire, quindi a me fa piacere perché vuol dire che anche il nostro corpo è ambito. Questo veramente ci deve far riflettere, perché spesso senti dire ma che la polizia penitenziaria, no, i giovani di oggi non vogliono, ma che state a dire? Ma che state a dire? C'è sta una migliaia e migliaia di persone. Devo ripetere i numeri, mi hanno chiesto i numeri. Il numero per intervenire in diretta è lo 02 9294 7222, ripeto 02 9294 7222, e il numero di WhatsApp è il 340 6709 659, ripeti Fede? Per i più timidosi c'è WhatsApp 340 670 9659. Vi leggiamo tutti, belle gioie. Intanto salutiamo anche Domenico che ci ha scritto, la Rossella che ci scrive e Lari pure che ci scrive. Tranquilli, arriverà il vostro momento. Allora, noi andiamo in pubblicità e poi ritorniamo. Tra un minuto. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Eccoci, tornati in diretta. Eravamo in tre.
poi 2, adesso mi hanno lasciato da solo, meno male che c'è la regia, che è Natalia, che mi fa compagnia, quindi leggo dai vari social una marea di messaggi, ragazzi, faccio veramente una fatica abnorme a stare dietro a tutti voi, soprattutto su Instagram, siete scatenati, dovete avere un po' di pazienza, partite, quindi i vincitori partono escono le partite tutti, quindi solo un pochino di pazienza, ripeto, godetevi questi ultimi mesi di libertà, perché poi dopo, una volta entrati in servizio, ragazzi, non ci sono feste che tengono. Sì, fate Natale, Capodanno Ecco. in servizio, come è giusto che sia. Ecco. E poi non vorrei sentire gente che arriva, ma io ho la patente per guidare le ambulanze, non voglio montare in servizio. No, non funziona così. È un lavoro, insomma, la mission, il core business, come direbbero a Wall Street, è la gestione della popolazione detenuta, che è tantissima, in particolare in Lombardia, è davvero tanta. Hai voglia, siamo la regione più sovraffollata d'Italia a livello di detenuti. Sono 3.500, quasi 4.000 in più. Nessuna regione d'Italia arriva a un tasso di sovraffollamento simile, davvero tanto. Con una presenza massiccia, nessuna regione ha una presenza massiccia di stranieri come la Lombardia. Sì, mi sono letto un po' di statistiche, in Campania sono il 3,5-4%, in Puglia l'1% di stranieri, cioè delle percentuali che in Lombardia dipende, in alcuni istituti ci sono istituti che toccano anche il 75-80%. La media è il 54%, che è tantissimo. Quindi vi lascio immaginare cosa significhi pure gestire una popolazione che non parla italiano. Tuttavia, una cosa interessante è che il paese cambia, anche le forze dell'ordine cambiano e stanno arrivando un percentuale del 2-3% degli agenti nuovi di origini arabe. Ed è qualcosa di, insomma, sta cambiando profondamente il corpo di polizia penitenziaria. È un corpo dove il titolo di studio una volta era la terza elementare o la terza media, ora insomma la metà, se non 3/4 degli agenti sono laureati, e vedere che entrano anche questi agenti che sanno padroneggiare la lingua araba è una freccia in più nella fareta, perché insomma negli istituti serve, e anche alla popolazione detenuta arriva un segnale, occhio che insomma vi capiamo. E funziona, è una cosa interessante, davvero è un cambiamento enorme. Voglio ricordare a tutti gli amici a casa che ci ascoltano che un dipendente su 3 del corpo di polizia penitenziaria, quindi un agente di polizia penitenziaria su 3, percentuale che è in netto aumento e continua ad aumentare, è stato assunto durante questo governo. Sono numeri, ragazzi, che non erano mai stati visti. Lo dicevamo prima i concorsi erano 200 più 100, 150 cioè 4.000, addirittura il governo ha deciso di assumere in più non solo la polizia penitenziaria, ma addirittura carabinieri, finanza, anche il corpo nazionale dei vigili del fuoco, che è un corpo che nel cuore di tutti noi salutiamo i vigili del fuoco, che fanno un lavoro meraviglioso e difficilissimo. Ecco, il governo ha deciso di investire nella sicurezza, nonostante i problemi di conti pubblici, le ristrettezze, nonostante tutte le bugie che vengono dette da chi per 11 anni ha governato il paese senza vincere un'elezione, cari amici a casa, e nonostante tutto quello che accade, perché le notizie che ci arrivano sono sempre dure, è un lavoro, quello delle donne e degli uomini della polizia penitenziaria, che può portare a finire, è brutto dire dall'altra parte, comunque avere problemi con la giustizia, perché tantissimi ne hanno. Io davvero, quello che ho letto a Piacenza, dove la PM chiedeva gli arresti domiciliari per 3 uomini della polizia penitenziaria perché si era suicidato un detenuto la notte prima di Capodanno, ancora oggi, se lo penso, non mi faccio persuaso. In questo caso abbiamo avuto un magistrato dall'altra parte molto basato e responsabile, che ha detto no, non ha senso mettere delle persone agli arresti domiciliari dopo che purtroppo una persona si è suicidata. Ok, Fede, lo leggiamo questo messaggio, sarà inviato Lari, ed è bello, sì, allora ci tengo, ascoltateci, chi è, soprattutto pure quelli che ci ascoltano sui social, che sono tantissimi colleghi, ascoltate bene queste parole perché sono importanti. Beh, questo lo dico anch'io. Per i colleghi che scrivono ma chi ve lo fa fare, a tutte le ragazze e ragazzi che vogliono indossare questa divisa, sappiate che questo lavoro richiede cuore, dedizione e forza. Ci sono giorni difficili, ma anche momenti che ti fanno capire quanto ne valga la pena. Non ascoltate chi diffonde solo negatività. Se imparate ad amare questa divisa, vi donerà emozioni e soddisfazioni uniche. Messaggio di una collega fiera di indossare questa divisa. Ecco, 92 minuti di applausi, perché è la realtà dei fatti. Quindi, per coloro che danno, cioè, chi ve lo fa fare, ma perché non vi congedate?
andate a fare un altro lavoro. Cioè, perché dovete rompere le scatole a casa nostra? Cioè, se non siete orgogliosi della divisa che indossate, statevene a casa, congedatevi, lasciate posto a chi ha voglia realmente di indossare questa divisa e chi ha voglia di fare, perché i negativi sono coloro che non hanno voglia di fare nulla, vorrebbero starsene a casa e ricevere lo stipendio. Il nostro è un lavoro No, ma anche quando non fanno niente si lamentano. Bravo, cioè la cosa... bravo. No, tuttavia, io sono il primo critico. È un corpo, ha un'amministrazione che ha problemi abnormi. Ancora oggi c'è Regina Coeli che è chiuso perché in parte è crollato, non so, mi auguro che siano partiti i lavori per il ripristino di Regina Coeli, non lo so. Antonio, tu che stai a Roma, buona parte rincuoraci da sto punto, perché il Lazio è un'altra regione che ha una pressione molto forte a livello di sovraffollamento, quindi il mio cuore e la mia testa vanno alle donne e agli uomini di Rebibbia, che insomma si sono ritrovati da un momento all'altro ad avere più del doppio dei detenuti. Mi arrivano notizie che ci sono detenuti in palestra, negli stenditoi, cioè sì, vabbè, c'è una situazione molto delicata perché è accaduta una cosa straordinaria. Fortunatamente nessuno si è fatto male, perché ragazzi, il rischio era concreto, perché comunque, ma d'altronde noi lo diciamo da 8 anni, da quando facciamo questa trasmissione. La situazione degli studi d'Italia è questa. Ma i tempi per il ripristino a Regina Coeli si sa, non si c'è sa qualcosa, perché comunque è un qualcosa di molto delicato e secondo me un po' lunghino. Però la ditta sta lavorando in un paese dove i lavori non partono mai. No, ma io credo, Fede, io dico che poi con l'avvento del nuovo commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, anche in questa direzione stiamo ottenendo ottimi risultati. Tuttavia il suo mandato è in scadenza, tu sai se verrà prorogato oppure... Mi auguro di sì, perché si sta facendo un ottimo lavoro. Come dicevo prima, quando tu arrivi nell'ottobre del 2022, questo governo è arrivato, ha trovato veramente i macelli, e noi lo sappiamo perché io lavoro in amministrazione, quindi indosso questa divisa dal 2001, orgogliosamente dal 2001, rappresento questo corpo orgogliosamente dal 2001. Tu più o meno siamo lì, sono quasi 14 anni, quindi conosciamo bene questo ambiente e conosciamo bene quello che è accaduto in questi anni. C'è un disinteresse totale, sia per quanto concerne gli organici di polizia penitenziaria, gli organici dei direttori, gli organici di tutte le figure che lavorano all'interno dell'istituto penitenziario, e soprattutto per quello che è la problematica delle strutture che cadono a pezzi. Io, la mia sede è ovviamente che nel mio cuore è Brescia, parliamo di un istituto ottocentesco che è veramente vecchio, obsoleto, da chiudere, e se solo grazie al grandissimo lavoro che fanno i miei colleghi in servizio a Brescia che si riesce comunque a portare a casa un ottimo risultato. Abbiamo una telefonata, vai Fede. Sì, la passiamo. Buonasera, chi è e dove chiama? Buonasera, sono Domenico Cardascia, sono da Bari, sono un allievo che deve incominciare al corso 106esimo. Volevo collegarmi su una cosa appunto che diceva Mimmo. Praticamente mi è capitato proprio ieri che un polizia di Stato ha detto, di cui mi sono presentato, stavo parlando e mi ha detto: ma lo sapete che questo è il lavoro più brutto che devi andare a fare? Cioè alla fine secondo me deve essere lui, perché poteva essere anche un papà, poteva darmi dei consigli migliori, quindi infatti, come avete detto prima, allora tu gli dici portagli i miei saluti, Domenico, porta i miei saluti a questo personaggio che ha detto sta cosa, lo faccio e come, ma semplicemente perché se lui si può permettere di offendere così, semplicemente perché non conosce il nostro lavoro, non conosce il nostro lavoro, non conosce i nostri colleghi che nel quotidiano si fanno il mazzo e indossano la divisa con onore e orgoglio. Ognuno pensasse al suo, perché poi io credo che questo sia sinonimo di ignoranza, perché offendere altri corpi di polizia, posso dire che è un lavoro durissimo. È durissimo. Caro Domenico, preparati, sappi che non troverai rose e fiori, ed è un corpo che ha avuto gravi problemi anche perché ha attraversato una ventina d'anni con una gravissima carenza di personale. Io non vedo l'ora che entro il 2028 sistemi tutti, così noi giovani portiamo qualcosa che può, diciamo, confluire anche quello che succede all'interno. Ci vuole questa forza e questa determinazione.
Cioè, le forze e determinazione è un lavoro difficile, ma che comunque con la forza e determinazione riesce a portare a casa ottimi risultati. Ripeto, saluto l'amico, il collega della Polizia di Stato. Tanti saluti da chi indossa questa divisa brutta e fa questo lavoro di merda da 25 anni, ok? Però io posso stare qui e urlare che amo il mio lavoro e la mia divisa. Lui non lo so, perché uno che parla così vuol dire che dalla vita non ha capito assolutamente nulla, e soprattutto uno che parla così a un giovane vuol dire che non ha capito neanche umanamente come ci si comporta. Di fare il contrario. Nulla, io vorrei aggiungere, praticamente io, diciamo, tra virgolette, per mia spontanea volontà, per dare informazione a tutti, ho creato, diciamo, tutti i gruppi, diciamo, dei idonei, eccetera, eccetera, proprio per creare disinformazione, proprio per dare tanto al corpo, per creare un qualcosa di bello tra tutti e crescere in modo tale che, diciamo, cambiamo il sistema, perché deve cambiare, diciamo, perché per forza deve cambiare, perché molta gente non si deve permettere di parlare così del nostro corpo in vano, diciamo così. E diciamo che parlo in nome di tutti, posso dire che c'è molta gente che non vede l'ora di iniziare. Quando è uscita, diciamo, il 3 scaglioni sono rimasti tutti male, siamo rimasti malissimo perché non pensavamo che dovesse capitare questo. Infatti diciamo che fino a giugno va bene, però il terzo scaglione secondo me è 296, che potrebbero essere anche le donne, spero proprio di no per loro, cioè diciamo che no, Domenico, grazie, Domenico, grazie. Facciamo confusione, non facciamo confusione, perché comunque assolutamente non c'è uomini e donne, e c'è il corpo di polizia penitenziaria, c'è un concorso aperto a uomini e donne, quindi i corsi saranno misti, non esiste che partono solo gli uomini o partono solo le donne. Rispetto alle donne io ci tengo a dire una cosa: l'organico della polizia penitenziaria per quanto riguarda il ruolo femminile è non pieno di più. In netto sovrannumero, chiamiamo le cose come stanno. Ciò non significa che comunque i prossimi concorsi, sono state assunte. Io ve lo dico col cuore, le 300 ragazze che sono non idonee perché i concorsi precedenti, cioè risultate idonee, non sono partite perché non sono rientrate in graduatoria, auguro a queste persone quanto prima di coronare il loro sogno e quindi di entrare a far parte della polizia penitenziaria, perché non esiste uomo o donna. Il nostro è un lavoro particolare, considerato che la stragrande maggioranza delle persone lavorano nei reparti detentivi e la stragrande maggioranza sono reparti detentivi maschili, e di conseguenza è ovvio che gli uomini sono di più rispetto alle donne, quindi non c'è discriminazione sessuale. Sì, no, il 95% della popolazione è maschile, quindi giustamente nonostante ciò si è arrivati a volte a sfiorare anche il 30% di assunte donne. Abbiamo degli istituti penitenziari di cui non voglio citare, però che hanno questo serio, enorme problema di una forte aliquota femminile che impedisce tutta una serie di attività, perché per ovvi motivi, ecco, non c'è bisogno di spiegarlo. Però io mi auguro e spero, ma non sono certo, che comunque ovvio che anche nei prossimi concorsi ci saranno posti riservati alle donne, ci mancherebbe altro. Anzi, io so di un ricorso in atto al TAR, auguri a queste persone che hanno fatto ricorso al TAR, perché comunque, ripeto, per me sono sempre unità, uomini o donne, non fa differenza, quindi eviterei di scrivere, soprattutto a me non fa piacere leggere. Però Antonio, diciamo una cosa seria, il contingentamento a livello di genere, ecco, non è una violenza nei confronti delle donne altamente del cielo, che è qualcosa di meraviglioso, perché nella polizia e nei carabinieri questo non esiste, e nemmeno negli ispettori da pochissimo tempo, grazie al ricorso al TAR. Ecco, io mi auguro che le supreme magistrature comprendano che col 95% della popolazione detenuta di sesso maschile, ecco, non puoi mettere all'interno delle sezioni le donne a lavorare per ovvi motivi, cari amici. Mi dispiace, però così funziona un carcere. Ecco, in tutto il mondo, in tutto l'orbe terracqueo. Ecco perché l'amministrazione penserà al contingentamento, non perché sia il medioevo, perché è medioevo in medioevo in tante cose, per carità, però da questo punto di vista è necessario per la funzionalità del servizio. Ecco, se qualche magistrato si sveglia e elimina la cosa, si rischierebbe di grosso. Ecco, bisogna fare molta attenzione su questa cosa qua, non c'è violenza da parte di nessuno. Sia chiaro. A volte le donne veniamo, no, non è così, per me la donna equivale all'uomo, anzi in alcuni casi magari è pure meglio la donna rispetto all'uomo, quindi non è una questione di differenza, è una questione di realtà, di numeri. Ripeto, come diceva Federico, il 95% sono reparti maschili e
oddio, ve lo dico col cuore in mano, non per fare differenze, ripeto, però una donna non può lavorare in una sezione dove vi sono 50, 60, 70 uomini, perché se la mangiano in 3 minuti. Può essere la donna più grande di questo mondo, ma se la mangiano. Spesso hanno difficoltà i colleghi uomini. Sì, tra l'altro, quindi, tra l'altro. ecco. A me fa Però, piacere questo entusiasmo un po' di questi colleghi. Io sono il primo critico dell'amministrazione penitenziaria. Per una volta si vede una luce in fondo al tunnel, perché si sta avvisando, si avverte insomma questo sforzo, questo investimento che il governo ha fatto nell'aumento di personale. Per la prima volta, non l'avrei mai detto, però funziona. Ecco, però tuttavia quando vediamo che arrivano neoagenti che insomma sulla carta sì che bello la divisa, e poi dopo 2 settimane ti dimetti, ti metti a piangere o te ne vuoi andare, no, ecco, sia chiaro, è un lavoro duro. È un lavoro duro, è un lavoro che a livello psicofisico, psicologico soprattutto, atterra all'inizio e anche a lungo andare. ci vuole tanta forza d'animo. È fortemente logorante. Se qualcuno pensa di andare a fare Miami Vice o andare a fare la pattuglia Fico col monopattino elettrico in stazione o altre cose, negativo passo, avete proprio sbagliato. E siccome queste persone qua poi vanno a creare problemi negli istituti gravi, molto gravi, perché abbiamo un personale anziano che è costretto a farsi le 12 ore al giorno, perché alcuni questi soggetti qua arrivano e si rifiutano di montare nelle sezioni, danno problemi, non si presentano in servizio, mandano malattia. Ragazzi, chiamiamo le cose come sono. Sapete che è un lavoro duro, in alcuni casi pure tremendo. Ecco, diciamo come stanno. Se qualcuno di voi, ribadisco, pensa di venire a fare Miami Vice o di farsi la passeggiata al mare, ha sbagliato di grosso, non parta nemmeno a fare il corso. Patti chiari, amicizia lunga. Mi dispiace che lo devo dire io, non lo dice l'amministrazione penitenziaria. C'era il bando degli agenti di custodia che diceva cerchiamo uomini speciali per un compito speciale. Ecco, andrebbe messo di nuovo quel motto. Lavorare nelle carceri duro in questo periodo qua poi storico, dove abbiamo un pregiudizio pubblico in media, una parte della magistratura, una parte dell'amministrazione stessa che va contro le persone che indossano la divisa, è ancora più dura. Cioè, purtroppo lavorerete in alcune condizioni in cui vi pugnalerà alle spalle la persona che in teoria vi dovrebbe difendere. Fate attenzione, ecco, non è un lavoro facile. Posso aggiungere una cosa, perché leggevo la cosa che mi dà un po' fastidio, no? C'è qualcuno che scrive, parlo sempre del discorso inerente ai concorsi, chiamate, dite, ma io le cose le so, io faccio questo lavoro dal 2001 e sono segretario generale aggiunto della seconda organizzazione sindacale a livello nazionale, sto a capo del dipartimento della Lega Carcere e Polizia Penitenziaria e sono in stretto contatto, visto che sono il collaboratore del sottosegretario Stellari. Io le cose le so, non c'è bisogno che voi mi venite a dire quello che bisogna fare e quello non bisogna fare, e soprattutto chiamate le donne. Ragazzi, i numeri sono quelli, esce un bando, 100 uomini, 50 donne, la 51esima, ai noi, purtroppo non parte, ok? Perché funziona così, esiste la meritocrazia, la donna che ha preso il voto migliore va, quella resta fuori. Che magari ci saranno degli scorrimenti, va tutto bene, io me lo auguro e ve lo auguro. Anzi, io da non anni, da quando c'è questo governo, lo scorrimento è diventata la regola. Una volta lo scorrimento non esisteva. Qua nessuno sta dicendo che non vogliamo le donne, anzi, ben vengano le donne. Ci sarà, però non potete dire perché chiamate lo scorrimento. Lo scorrimento io lo farei, dipendesse da Antonio Fellone, lo scorrimento io lo farei domani mattina per permettere a queste 300 persone rimaste fuori di poter far parte del corpo di polizia penitenziaria, dipendesse da me. Noi lo denunciamo in questa radio da anni, come organizzazione sindacale abbiamo scritto più volte, abbiamo chiesto all'amministrazione la possibilità di fare uno scorrimento e spesso ci viene detto che il problema è uno, siccome la pianta organica è satura, a livello di, come posso dire, normativamente non è possibile scorrere su quella graduatoria. E poi servono i soldini per assumere, ci sono i soldini per assumere, però insomma non sono infiniti, quindi che mi si viene a dire però è uscito un altro concorso con la presenza di donne. Ogni concorso è a sé, chiaro, lo dice la norma, non lo dice Antonio Fellone o Federico Carbonara. Poi se va bene, ma poi spieghiamo anche a casa che i concorsi vengono fatti così perché seguono le cessazioni, ossia c'è una parte del personale che non ce la fa più, che muore,
perché sappiate che chiunque indossa la stradista vedrà anche colleghi morire, è una cosa non per il nostro lavoro, però muoiono perché però la natura di malattia, di sì, incidenti stradali, insomma, ho fatto la precisazione, però chi indossa la divisa è muore, una cosa, insomma, avere una persona vicino a te che fino al giorno prima la vedi e poi il giorno dopo non la vedi più, a me, ho perso un carissimo collega che voglio ricordare, Orfeo, un grandissimo uomo, prima che un grandissimo poliziotto, amico, che ha smontato dal servizio con la motocicletta, ha fatto un incidente stradale, è morto, no? E quindi io ricordo sempre con affetto, lo porto sempre nel mio cuore, Orfeo D'Andrea, faceva servizio come a Brescia. Detto questo, ho voluto precisare, perché non è che muoiono per la divisa, muoiono perché qualcuno fa anche gesti estremi. Ci è capitato anche questo a me, Antonio. Hai voglia. Purtroppo sì. Però non è collegato al lavoro che facciamo alla divisa. Ecco, anche quelle cessazioni vengono sostituite, quindi ci sono alcuni momenti in cui c'è un picco di cessazioni di donne e altri momenti in cui il genere maschile cessa di più. Ecco perché ci sono questi numeri. Ragazzi, non è che nessuno è tutto studiato al millesimo, perché bisogna dare conto alla Corte dei conti, che se non bollina il concorso non parte. Sapete che c'era un simpatico ponte di Messina che era anche lui pronto per fare il concorso, voleva anche lui entrare e gli hanno detto non gli hanno fatto il bollino. Il ponte sullo stretto aspetta. Ragazzi, per questo le cose vanno fatte come Dio comanda. Rispetto al ponte sullo stretto, ascoltando il nostro capitano, quindi il nostro segretario federale, nonché ministro delle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini, si farà, punto. Però per spiegare a casa, non è che si sveglia la mattina il capo dell'amministrazione penitenziaria a fare il concorso, ci sono infiniti, c'è una burocrazia dietro che nemmeno immaginate. Federica ha detto una cosa importantissima: ogni concorso ci sono dei passaggi, non è che si sveglia Antonio Fellone che è capo del dipartimento o Federico Carbonara che è direttore generale del personale, indice un concorso ed è tutto a posto. No, ragazzi, perché quando c'è un iter burocratico che è spaventoso e l'ultima parola sta alla Corte dei Conti, anche per quanto concerne le donne. L'amministrazione non può assumere un numero superiore a quello previsto dall'organico semplicemente perché c'è la Corte dei Conti, e se un dirigente dello Stato sbaglia paga con le proprie tasche. Quindi io, dirigente dello Stato, non posso assumere 10 donne in più, io non le assumo perché altrimenti la Corte dei Conti si rifà su di me e io devo prendere i soldini dalla mia tasca e darli poi indietro. Capite che non è proprio così facile come la si vuole pensare. Io tutti i giorni cerco comunque di portare a chi di dovere la vostra voce, e lo farò sempre, perché io sto sempre da parte, in primis, dei poliziotti penitenziari, delle persone vicino a noi e chi ha voglia di entrare nel corpo. Però ragazzi, dovete capire che comunque ci sono delle regole, le regole vanno rispettate. A me fa piacere che oggi c'è un seguito allucinante. A proposito di regole, abbiamo una chiamatina attesa che sarà telegrafica, 30 secondi perché siamo in chiusura, quindi buonasera, chi è e dove chiama? Sì, buonasera, innanzitutto buonasera, sono Fabio, chiamo da Bari, sono un ragazzo idoneo per il 186esimo. Avrei voluto fare velocissimamente una domanda che sicuramente è stata fatta, però purtroppo mi sono connesso da poco alla live. Volevo solo chiedere, anzi 2 domande se possibile. La prima, se qualche uomo civile verrà lasciato a casa nel 186esimo, quindi idoneo non vincitore, e secondo, se la questione degli scaglioni è ormai ufficiale e non potrebbe mai cambiare. No, la prima, perché la voglia di partire è tanta e l'attesa è altrettanto tanta, c'è gente da giugno. Grazie, scusami, ma siamo in chiusura. Grazie dell'intervento. Comunque, la prima domanda possiamo ricordare agli ascoltatori che esiste un sito, una pagina Facebook che si chiama Radio Libertà. Per chi si è perso qualche passaggio, invece di chiamare, potete vedere tutta la trasmissione anche a rallenti. No, però la prima domanda non l'ho capita. Se voleva sapere se qualcuno civile che ha fatto il concorso verrà lasciato a casa. No, allora ragazzi, per quanto secondo me poi magari dirò fesserie, ma non è così, non mi appartiene, perché fortunatamente in tanti anni non mi è mai capitato. Gli uomini partiranno tutti, secondo me anche le donne, quindi non fatevi pensieri strani, semplicemente perché da notizie in nostro possesso tante donne non sono riuscite a vincere il concorso e tante addirittura non si sono presentate, quindi secondo me partirete tutti, quindi soprattutto gli uomini 100-100, le donne vedremo, però sono convinto anche le donne. Quindi non fatevi questi tipi di problemi, dovete solo pazientare almeno fino alla metà di
dicembre sarà resa pubblica la graduatoria definitiva. La notizia che ho in possesso ufficiali, ve le garantisco, dal 12 di novembre si riunisce la commissione per la valutazione dei titoli del vostro concorso, quindi dei 3002, quindi state tranquilli e soprattutto non fate prendervi dall'ansia. Io mi sento di dire una cosa, visto che siamo in chiusura. Sì, volevi salutare Enzo, tra l'altro. Godetevi questi ultimi mesi di pace e tranquillità, perché quando inizierete il nostro lavoro maledirete il giorno in cui siete nati. No, non l'ho pensato, perché sì, è così, però è così. Poi ma siete... quello là, il tizio radio me l'aveva detto. Sì, ve l'avevo detto, lo scriverei anche, a settembre. Oggi voi potete tranquillamente prenotarvi una vacanza alle Maldive per Natale e o Capodanno. Dal prossimo settembre vi tocca aspettare e capire se la dovete prenotare e quando, o ti a fai Natale dopo 15 anni, dopo 14 anni come sottoscritto, che si fa Natale, Capodanno a lavoro. Questo è il bello. Vaglielo a spiegare a tua moglie e a tua figlia che non ci sei. Però ve lo posso garantire, ve lo sottoscrivo, il nostro è un bel lavoro e chi entra veramente dovete esserne orgogliosi di indossare la nostra divisa, e chi vi dice il contrario mandateli a... Ecco, io vorrei salutare Enzo che scrive che i sardi sono migliori nell'amministrazione penitenziaria. È vero, è verissimo. Una volta erano tutti sardi, i miei maestri sono stati sardi, erano davvero numeri uno. Quindi io voglio salutare tutti i sardi dell'amministrazione penitenziaria che fanno un lavoro meraviglioso. Hanno uno stile che spacca, ragazzi. Mi dispiace che siano un po' pochini i sardi assunti, forse sono finiti perché davvero si è svuotata a forza di andare a prestare servizio in tutte le forze armate dello Stato dove si distinguono. Questo va detto. I sardi davvero fanno un lavoro meraviglioso, quindi Enzo, è tutto vero, la verità. Pure io sottoscrivo 100% anche il resto che purtroppo non posso dire. Però saluto Gerardo pure, che ci ha scritto Gerardo, ci hanno scritto in tantissimi oggi, Bruno De Simone, ci hanno scritti veramente in tanti, quindi un saluto a tutti. Bruno ci chiede per la questione dei tatuaggi, ragazzi, la norma d'oggi è questa. No, anche perché entrate in un posto dove i tatuaggi sono tipici dell'altra parte, insomma, anche il decoro, se rappresentate lo Stato sulla carta, vorrei dire, fate attenzione. Pasquale pure ha scritto un bel messaggio. Pasquale pure, ma il mio preferito è quello di Lari, che No, Enzo Lari è Lari che ha scritto la collega che ha scritto, insomma, sappiate che comunque è un incarico speciale per uomini speciali. Stanno arrivando un sacco di novità come mai se non ho visto, c'è un interessamento, un investimento importante. E il lavoro andrebbe portato avanti dalla parte della politica per altri 5 anni. Si vedrà, ragazzi, c'è una politica attenta, però per una volta si vede. C'è una politica attenta, finalmente, direi, e fortunatamente io sono certo che lo sarà anche per i prossimi per la prossima legislatura, non lo so, perché vediamo. Dopo che Hamdani ha vinto le elezioni a New York City, Elish Lane in pratica ha detto che lei ha vinto le elezioni in Italia. Come sapete, New York, se New York tenevano mayor, gli avevano una piccola bear, dicono a Bari. Oggi ci hanno chiamato da Bari, perché quel New York Bar è un attimo. Oggi mi dicono dalla regia che New York ha anche il mare a Manhattan, quindi è una piccola Bari di fatto. New York oggi ci hanno chiamato da Bari. Ci hanno chiamato dalla Sardegna, ci hanno scritto dalla Sardegna, i sardi scrivono oggi Bari, Napoli, Genova. Oggi abbiamo fatto un giro per tutto lo stivale, è stata una bella trasmissione. Continuate a seguirci, noi ci sentiamo venerdì ovviamente come sempre, e allora tranquilli, via l'ansia, godetevi questi momenti che poi presto sicuramente indosserete la nostra divisa. Fede? Sì, no, tra l'altro io voglio salutare le donne e gli uomini della casa circondariale di Milano, che non è... ma c'è un Vittore, dove un sindacato confederale si è accorto dopo 30 anni che ci sono problemi alla caserma agenti. Il SINAP lo denuncia, sempre a ottobre se ne accorgono, perché sappiate, cari amici che vi state rullando, a ottobre si fanno le tessere e vedete all'improvviso spuntare delle persone: no, ma noi facciamo sindacato per te, fatti la tessera. Come appaiono poi appena arriva il 1° novembre scompaiono. Anche queste sono una delle magagne del mondo della polizia penitenziaria, tante sigle insomma molto autoreferenziali che si fanno la guerra tra di loro invece di puntare a quello che è la verità. Il sindacato deve difendere i propri iscritti e puntare al bene e alla legalità di tutto e di tutti. Ecco, questa è un'altra particolarità di questo mondo. Occhio, Dobbiamo tagliare, chiedo scusa a tutti, davvero saluto i
le donne e gli uomini della polizia penitenziaria di Milano San Vittore, che fanno un lavoro meraviglioso, mi associo, e anche quelli di Rebibbia. San Vittore, Bollate, Opera, dai ragazzi, dove stanno arrivando novità, attenzione, Opera, Vigevano, sta cambiando il mondo, ci saranno novità nel milanese che faranno respirare il sistema, ma di brutto pure. Vabbè, io mi associo, ma soprattutto voglio salutare tutti i nostri colleghi che lavorano su tutto il territorio nazionale, e come dico sempre, viva la polizia penitenziaria, viva il SINAP, grazie a Rete Libertà, grazie a Federico Carbonara, andate a cercare, guarda, è simpaticissimo, su Facebook lo trovate, Federico Carbonara. Niente, noi ci sentiamo settimana prossima, grazie a Natalia, grazie. Ci vediamo. Sforato di mezz'ora. Viva la polizia penitenziaria, viva il SINAP, e ci vediamo venerdì prossimo. Restate qua su Radio Libertà, ciao! Avete ascoltato Spazio Più. Stai ascoltando